Buonasera a tutti, si ritorna naturalmente nella rubrica Grazie a noi, perché? Perché questa sera ho intenzione di farvi sentire esattamente un annuncio di Antonino. Ve lo ricordate benissimo, Antonino praticamente ha fatto l'incontro con quella ragazza trapanese che io ho coordinato, giusto Antonino? Sì. E tu volevi dichiarare qualcosa in televisione, Sì, giusto? sì. Intanto l'incontro è riuscito bene, sì. Sì. Vi siete incontrati? L'incontro è stato bene. Cioè siete usciti insieme? Sì, sì. Siete andati a cena fuori? No, a cena fuori niente. No. Siete stati da soli? Sì, da solo. Per cui un bacetto ve lo siete dati, giusto? Per cui già è qualcosa, giusto? Poi ho saputo anche che lei ti ha chiesto di levarti i baffi e tu ti sei levato i baffi, per cui l'hai accontentata, giusto Sì. Antonino? Sì. Però è successo qualcosa di molto particolare e curioso. Che cosa è I successo? familiari non vogliono. I familiari non vogliono. I familiari suoi? Sì, E come mai Antonino? non lo so. Cioè, lei ha chiesto il perché magari di questa situazione? Non mi ha detto niente lei. E come mai? Non me lo vuole dire. E certo tu stai soffrendo. Sì. Perché si vede dalla faccia che sei Sì. deperito. Sì. Sei dimagrito non so quanti chili. Quanti chili? 3, 4? 4 chili. 4 chili sei dimagrito. Stai soffrendo in una maniera assurda. Sì. Lo so. Noi ti vorremmo aiutare. Cosa potremmo fare per te? Per non farti soffrire più? Cosa potremmo fare? Intanto sto notando che i baffi ti stanno ricrescendo, per cui già è qualcosa. Come mai? Hai deciso di farteli ricrescere? Ricrescere di nuovo. Per fare magari un torto ai familiari, giusto? Ma tu con lei ci hai parlato? Io ci ho parlato un fine sera pure con lei. E che cosa vi siete detti? Mi ha Raccontaci. detto, siamo amici. Ti ha detto? E come? Un amore così profondo. I familiari non vogliono, dice. E per lei contano di più i familiari? Anziché tu? Non lo so. Io dico che ci vuoi cercare i familiari. Non ho io. Ma tu hai cercato magari di fare qualcosa per conquistarlo, non so? Certo, ho fatto. Regalino, Regalino parole ora. dolci. Regalino ora. 14 di febbraio. 14 alla festa di San Valentino. Festa di San Valentino. Ti sei preparato allora? Sì. Per fare il regalino. Cioè, che cosa vuoi comunicare in televisione? Calcola che lei in questo momento ti sta guardando. Vuoi dirle magari, non so, vuoi mandarle un messaggio particolare, magari o a lei o ai familiari, che possono magari capirti. Ai familiari? Capire. E allora facciamo una cosa, ti faccio fare un videomessaggio rivolto ai familiari della ragazza. Vabbè. Lei come si chiama? Roberta. Roberta. Allora, Antonino, in questo momento sei collegato con i familiari di Roberta. Sì. Guarda nella telecamera verso l'obiettivo e rivolgiti a loro come se loro fossero davanti a te. Di quello che senti, va bene? Vai Antonino. Io l'amo tantissimo. Troppo bene l'amo a Roberta. E la voglio bene bene bene. Con me la fame non ci muore Roberta. Non ho più niente da dire. Cioè questo era praticamente un videomessaggio rivolto ai familiari di Roberta per fare capire alla mamma e al papà di Roberta quanto tu vuoi bene alla loro figlia, giusto? Sì. Che cosa sei disposto a fare per Roberta? Tutto. Tutto. Cioè se noi parliamo che ti sei levato anche i baffi, per cui non so se mi spiego. I baffi per te erano sacri. Sì, Da sì. quanto tempo li portavi? Sai. Mm. 8-9 anni. Ma hai pensato magari di, non so, di comprarti un mezzo di trasporto diverso? Il mezzo di trasporto diverso ce l'ho detto a lei. La patente lei ce l'ha. Ci ho detto la macchina non ti deve spaventare, la compriamo la macchina. E lei ha detto sta bene. E i familiari non vogliono. I familiari non vogliono. Cioè, ma i familiari perché non vogliono? Perché non gli piaci tu? Non lo so, Cioè, hanno qualcosa in contrario su di te? non lo so. Non piace magari il lavoro che fai, non piace magari... Non lo so, io non ci piace il lavoro che faccio. Ok. Io a tempo perso faccio il posteggiatore. E ora sono alla forestale. Certo. Da lunedì che sono alla forestale. Certo. Certo, si vede Antonino che tu stai soffrendo. Sei dimagrito pure 4 kg, per cui... Va bene Antonino, io spero che questo videomessaggio che tu hai fatto per i familiari di Roberta abbia effetto. In questo momento sicuramente ti staranno guardando, stanno decidendo che facciamo, lo facciamo fare di nuovo fidanzato oppure no. Che posso dirti io? Io ti posso augurare tante belle cose e posso augurarti praticamente che questo fidanzamento Dura. dura. Ma tu e lei siete rimasti amici? Sì, Quindi vi vedete? ogni sera. Ogni sera. L'ultima volta che vi siete visti? Ieri sera. Ieri sera.
E siete in buoni rapporti? Sì. Dimmi una cosa, Antonino, c'è scappato il bacetto, sì? Ieri sera no. Ieri sera no. E come mai, Antonino? Il baglietto niente, solo la mano. Solo la mano. E basta. E il bacetto quando è stato? Quando eravamo tutti e due, quando Da abbiamo soli? usciti. Cioè vi siete baciati? Sì. In una maniera passionale o in una maniera... In una maniera appassionata. Bella passionale, E dimmi una cosa, hai allungato la manina tu verso di lei? La verità mi devi No. dire. Sicuro? Niente. Sicuro? Hai fatto Niente. l'uomo? Sì. Perché ti raccomando, Roberta è una ragazza per bene, Lo so. per cui ti devi mantenere, Lo so. giusto? Io l'uomo A lo costo faccio. di fare 5 contro 1, però ti devi mantenere, Io giusto? lo faccio, l'uomo. Va bene, Antonino, ti raccomando, comportati bene. E per quanto riguarda i baffi, se lei vuole che te li levi, te li togli di nuovo. Me ne devo quello di nuovo. Tu praticamente sei disposto a fare la qualunque cosa per Roberta. Roberta, Antonino ti ama, lo vuoi capire? Antonino è qui, ti sta aspettando, convinci i tuoi genitori a farti fidanzata con lui, giusto? Sì. Vuoi dire qualcosa a Roberta che in questo momento ti sta guardando? Non ho niente da dire. Niente, non glielo vuoi dire ti amo, vita mia, Ti amore? amo, amore mio. Diglielo di nuovo, diglielo Ti di nuovo. amo, amore mio. Più forte perché così ti senti. Ti amo, amore mio. Sentito Roberta, sentito? Ora lo dice di nuovo, vai. Ti amo, amore. Sentito? Roberta, convinci i tuoi genitori, perché Antonino è qua, ti vuole bene, sta soffrendo. Ha 3 giorni che piange, giusto Antonino? Dove te ne vai a piangere? Nella stanzetta? E poverino ti pensa, non può stare più. Roberta, fallo per i telespettatori che in questo momento ti stanno guardando. Roberta, rimettiti di nuovo con lui, non farlo soffrire, non farlo piangere. Ok Roberta? Saluta Roberta, Ciao Roberta. diglielo, ciao amore mio, Ciao amore mio. ti amo, diglielo. Ti amo. Dai, non piangere, non fare così. Non fare così che Roberta ti ama, io lo so che ti ama, perché si vedeva. Non fare così, dai, io so che tu stai soffrendo, ti capisco benissimo, ma devi prenderla meglio, non così. Dai, Antonino. Dai, Antonino. Ti levi il cappello così ti posso toccare i capelli. Non fare così, dai. Riprenditi. Riprenditi che a lei passerà, non ti preoccupare. Ok? Per amore si soffre e lui sta soffrendo tantissimo. Ha 3 giorni che piange e 4 giorni che è chiuso nella sua stanza. Tu fumi? Meno male. Però bevi? No. Neanche. Neanche. Non fumi e non bevi. E non hai fatto altro in questi giorni che pensare a lei. Dai, su Antonino, non piangere. Non ti preoccupare. Roberta ti vuole, sono sicuro. Vero Roberta che lo vuoi? Cosa vuoi dire a Roberta che in questo momento ti sta guardando? La amo da morire. E stai soffrendo tantissimo. Sto soffrendo E molto. diglielo, faglielo vedere che stai soffrendo. Sto soffrendo, Roberta. Lui sta soffrendo, ti ama da morire. Roberta, vieni qui, vieni a prendertelo, portatelo dietro, portatelo con te, ha spazio per la città, vedi tu, basta che te lo porti, giusto? Lui è disposto a fare qualsiasi cosa per te, giusto? Qualsiasi, ti compra l'auto, ti compra vestiti, ti compra quello che vuoi, vedi come soffre poverino. Vieni qui, vieni a prenderlo. Roberta, chiamala. Roberta. Diglielo che... Vieni amore mio. Sentito, Ti amo. Roberta? Sentito? Ti Diglielo, amo diglielo. amore, ti amo. Sentito? Ok Roberta, pensaci perché Antonino è qui che ti sta aspettando. Rimettiamo il cappello e salutiamo i telespettatori. Amici telespettatori, per la rubrica Grazie a noi, Alberto vi saluta, naturalmente vi ha fatto sentire il videomessaggio che ha fatto Antonino rivoltosi verso Roberta e verso i genitori di Roberta. Che posso dire più di questo? Cosa possiamo dire Antonino? Niente. Eh? Non abbiamo niente da Vuoi dire. ripeterlo di nuovo che ami Roberta? Roberta, ti Diglielo amo. forte. Ti amo amore, ti amo. Sentito? Lo sta ripetendo di nuovo, vai! Ti amo amore mio, ti amo. Venga. Vieni a prendere me, amore mio. Ti amo. Convince i tuoi genitori, amore. Sentito? Come soffre? Come soffre? Oddio come soffre. Va bene, non posso stare più, dobbiamo chiudere, se no mi scappano le lacrime. E quando un presentatore piange sono cavoli amari, giusto? Amici telespettatori, per la rubrica Grazie a noi e naturalmente Cuori Solitari, Alberto vi saluta e vi saluta naturalmente il triste e sconsolato Ciao, Antonino. ciao. Ciao.
Oh yeah!